Vorrei fare una domanda su questo argomento a tutti e tre. A volte le soluzioni più facili sono anche quelle più difficili da applicare. Professionismo arbitrale e sorteggio integrale. Si arriverà mai? Almeno per fugare comunque i pregiudizi. Ma io, da quello che vedo io adesso, mi pare che Collina non sta facendo un gran lavoro. Quei soldi che danno a lui dovrebbero darli a un lavoro di base, a un lavoro proprio cominciando dal basso, a portare su sti arbitri, fargli fare molta più gavetta di quello come facevano una volta, di quello che fanno adesso, dargli incentivi a chi li istruisce sotto profilo economico e agli stessi arbitri giovani, fargli fare tanta gavetta e quando arrivano quelli che arrivano al massimo c'è deve essere un setaccio come per i giocatori una volta. Quando arrivavi all'Inter dovevi aver passato la Serie C, la Serie B, dovevi aver fatto 1000 partite o alla Juve, esatto, la gavetta. E allora arrivano molto più preparati, molto più coscienti dei loro mezzi e soprattutto investire molto dal basso, no? Sui giovani, su queste cose, ma mica senza tante raccomandazioni, senza tante spinte, io lo dico tanto, Certo, certo. questa poi è la verità, no? Mandando avanti quelli più bravi e investendo molto sugli istruttori proprio degli arbitri. Collina sarà stato anche un grande arbitro, secondo me un po' sopravvalutato dai mass media, però non si sta dimostrando un grande disegnatore e neanche un grande allenatore di arbitri, secondo il mio punto di vista, perché confondono troppe cose, non hanno uniformità di giudizio, sembra che ognuno vada per conto suo. Questo è il grave di questi arbitri giovani, pur con tutte le scusanti degli altri anni, insomma. Ecco, Andrea Sono Carnevale. d'accordo con Mise, cioè non è detto che Collina sia stato un grandissimo arbitro, a mio avviso, a livello mondiale, però effettivamente insomma, non si sta dimostrando insomma, una all'altezza per condurre diciamo, questa classe arbitrale. Io mi ricordo una volta quando giocavamo anche noi, insomma, l'arbitro prendeva 150.000 lire. Adesso anche il fatto che questi arbitri qua, insomma, Hanno hanno una ben diaria, superiore. esatto, ben superiore perché sono intorno ai 4-5 mila euro, insomma, a partite, mi sembra. Le cifre esatte non le non sono sappiamo, ma poche. non si discostano di Mi molto da sembra, questo. da quello che so, insomma, questo è quello che so. E poi ovviamente sì, non c'è una scuola, come dice ovviamente il mister, insomma, da fargli fare una scuola, che ne so, interregionale, C2, C1, insomma. Adesso mi sembra tutto quasi scontato. Io vado in giro perché faccio l'osservatore per l'Udinese e vedo spesso che magari l'anno scorso venivano ad arbitrare degli arbitri in primavera, quest'anno me li vedo in C1 e già in Serie B. Cioè mi sembra un passaggio troppo... Troppo repentino. esatto, troppo repentino. Quindi effettivamente poi una volta poi c'erano anche delle riunioni con gli arbitri, insomma c'era qualcosa con più umiltà. Adesso mi sembrano un po' distaccati questa Pianeta, classe. no? Sì, un po' Pianeta. distaccati, ognuno magari per i fatti suoi. Quindi ovviamente qualche difficoltà c'è. Andrea Ioime. Ma credo sia il solito problema all'italiana, no? Delle cose che vengono sempre fatte a metà, no? Perché alla fin fine già il fatto che economicamente non sia la situazione più quella di 20 anni fa vuol dire che comunque sono quasi dei semiprofessionisti, però comunque li si mantiene sempre in questa situazione un po' così ambigua. Riguardo poi al sorteggio integrale, beh, insomma c'è un dato di fatto che uno scudetto da una squadra di provincia non viene più vinto da quando non c'è più Dall'84, quando il Verona vinse lo scudetto ed è stato l'ultimo anno del sorteggio integrale. Era una squadra che comunque era superiore alle altre, però non posso credere che dall'84 ad oggi, sono passati 24 anni, e non ci sia stata una squadra di provincia in grado di fare un campionato di vertice. L'abbiamo vista. Escludiamo Samp e Lazio, che sono stati due episodi un po' vabbè. sporadici comunque. Beh, non perché le chiamerei comunque squadre di erano grosse provincia, squadre. comunque dietro... Mancini, Sì, non erano come certo Carnevale, Maradona e no, Poi e comunque Carrega, con chi dei era? giocatori, Carrega. anche con delle società, insomma, Guarda. multimiliardarie, delle aziende, eccetera. Adesso mi sembra un po' improponibile, insomma, che una provinciale Ma possa io ricordo una squadra, vincere adesso non mi ricordo quale, che anni fa arrivò terza su una palla segnata da un giocatore tedesco che però era entrata dentro di 40 centimetri ma l'arbitro non la vide. Sì, il famoso Udinese-Juventus. È un dettaglio, ecco, però da quella partita là, secondo me, doveva essere un po' compresa la situazione. Cioè, gli arbitri spesso
insomma, ne abbiamo parlato tanto di questa sudditanza psicologica, no? C'è sempre stata. C'è sempre stata, però per alcuni anni forse è stata un po' più spinta, ecco, diciamo così. È il fatto che quando una squadra si sia avvicinata alle posizioni alte, poi ti capita per 2 o 3 volte una decisione sfavorevole che comunque ti fa perdere punti, insomma, La diversità pensi di adesso male, ecco. sono i mass media, no? Quindi le varie Chiaramente televisioni. sono sotto una lente di ingrandimento ingigantita Una rispetto volta a una invece volta, certe cose che capitavano, magari andavo a Torino con chi era? Monti di Macerata, chi era? Lì potevi star certo che te beccavi 2 o 3 pappine, non c'era niente da fare. Io giocavo col Bologna, addirittura, non solo che nessuno faceva la moviola, nessuno faceva questo, nessuno faceva, andavi Questa è a una Milano col differenza Milan o sostanziale. con l'Inter, quando io giocavo a Bologna in Serie A, e toccava marcare Mazzola, il primo fallo se era fuori te lo portavano, cioè c'è sempre stata questa cosa qui. Adesso viene ingigantita perché c'è la lotta tra queste 3 o 4 squadre, la no? Chi lotta ha di le televisioni potere. a favore, chi ce l'ha contro. Sì, poi anche Però gli comunque, arbitri dovrebbero essere, dato che dovrebbero essere un po' più freddi, un po' più meno... Con più personalità. con sicuramente più non sono personalità, ancora meno- preparati. con meno... Ieri, torno sull'episodio, ieri, mi è sembrato quasi che l'arbitro avesse qualcosa da dire a questo... Cesare chi era? Questo dell'Inter, che ha calciato fuori. Cesare, sì. Sembrava quasi una ripicca, capito? Per quello mi ha dato fastidio, no? solo perché gli è caduto il Solo cartellino. perché gli avrei detto, scusi l'espressione, quello che gli dicono i giocatori, magari qualche Guardate quel volta, paese. così, no? Anche bonariamente, questo mi ha dato fastidio, non una decisione meditata, no? Troppo affrettata, troppo non pensata, secondo il mio punto di vista. Ok, prima di chiudere, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione non è moltissimo, volevo fare un'ultima domanda ad Andrea Carnevale. Lui ha appena detto che è difficile che una provinciale vinca uno scudetto. È vero, forse a livello di prima squadra, però l'Udinese Primavera quest'anno ha tutte le caratteristiche e le prerogative per poter veramente ambire a qualcosa di importante. Merito della società che ha scovato grossissimi campioni come Felipe e Laurito, merito di mister Vanoli che ha creato un gruppo solido e ha dato un gioco veramente ottimo alla squadra, e merito ovviamente della squadra stessa che sta esprimendo al meglio tutte le sue potenzialità. Sì, una serie di componenti giuste, il merito va soprattutto all'allenatore perché a differenza dell'anno scorso dove ovviamente non ha potuto lavorare come si deve lavorare durante una settimana, quest'anno ha tutti i giocatori a disposizione con tutta la rosa e sta facendo un buon lavoro. Devo dire insomma che mister Vanoli effettivamente mi sta facendo crescere i vari Laurito, Felipe, Virta, insomma ragazzi di grande prospettiva anche sotto l'aspetto caratteriale, insomma tecnico. È una squadra che oggi gioca a memoria, siamo a 2 punti dall'Inter, siamo secondi con una partita in meno. Ovviamente l'Inter sappiamo tutti che è campione d'Italia, è una grande squadra, spende tantissimo, molto più di noi, però noi siamo lì, insomma, sicuramente non ce la facciamo sfuggire. Un'ultimissima proprio battuta, ci possiamo aspettare in questi ultimi giorni di mercato qualche talento in prospettiva che venga ad arricchire la rosa oppure comunque per adesso si sta bene così e se ne riparlerà il prossimo anno a giugno? No, ce ne sono 2 in entrata, parecchi già sono andati via, insomma, Osso l'ho dato in Serie C alla Paganese, Ozza la stessa cosa, Piscopo l'ho dato all'Ida San Marco, altre 2 diciamo a livello interregionale. E in entrata c'è un 90, un difensore centrale e un esterno a destra per rafforzare diciamo, il reparto difensivo che a mio avviso diventerà ancora più forte. Altre entrate non ce ne sono perché insomma poi a livello di prima squadra abbiamo Candreva, Eremenko e Isla che hanno 88 che poi sicuramente nelle fasi finali ci possono diventare utili. Ok, bene, per oggi è tutto. Ringraziamo i nostri ospiti della loro gentile presenza, a partire dal mister Adriano Fedele. Grazie, arrivederci. Grazie naturalmente ad Andrea Carnevale, che Grazie speriamo a voi. di ritrovare presto qui con noi. Grazie. E grazie naturalmente ad Andrea Ioime. Grazie a tutti gli spettatori di averci seguito. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre su Dinesismi, su Tele4.